Buonasera a tutti gli amici da casa. Che calcio che fa, sesta puntata, andiamo avanti nel nostro progetto di Che calcio che fa, gli ospiti si alternano di puntata in puntata e per me è un grandissimo piacere ritrovare anche degli amici che ci vengono a trovare, quindi anche più volte all'anno, e a questo punto io subito li presento, visto che parliamo appunto degli ospiti, e quindi incomincio subito alla mia sinistra con un afficionato degli ultimi anni. Ho il piacere di presentare Alfredo Lanzone. Ciao a tutti, bentrovati. Eccoci. Tutto a posto? Tutto bene, tutto bene. Felicemente la famiglia si è allargata. La famiglia cresce, felicemente secondi. Quindi... Ecco, felicemente secondi, ne parleremo. Esatto, tu hai sempre un sorriso, quindi per te va tutto bene, però insomma incomincia già a incrinarsi questa situazione, perché insomma un punto non vuol dire nulla, anche perché poi ve lo riprenderete. Bene, invece dall'altra parte un amico che è venuto a ritrovarci di nuovo, un giornalista, scrittore. Ho il piacere di avere Valerio Esposti. Buonasera, grazie per l'ospitalità. Per quanto riguarda noi milanisti invece è l'altra parte della classifica, quindi neanche potrei dire secondi eterni. Tranquillo, avremo modo di parlarne ampiamente, anche perché poi questo è un turno, quello appunto della 15ª giornata del campionato, dove ci sono delle partite, io reputo tutte le partite molto ma molto interessanti, ma in special modo ovviamente c'è un Inter-Roma, c'è un Lazio-Juventus, un Atalanta-Verona, uno scontro anche in fondo alla classifica che può essere uno scontro da paura, perché magari finisce in un pareggino così tanto per non saperne leggere e scrivere, poi magari invece c'è un gol da una parte o dall'altra con Spal Brescia, e quindi le cose possono veramente diventare molto pericolose. C'è un Bologna-Milan, insomma comunque tutte queste partite indubbiamente sono molto molto interessanti, e anticipo il momento appunto del campionato e di questa giornata sin dall'inizio, ma prima dobbiamo parlare di un'iniziativa che riguarda uno dei nostri ospiti, e vediamo la prima slide, il primo contributo. Ecco, apri la porta e fallo entrare lo scrittore a casa tua. Insomma, in un momento in cui effettivamente siamo diventati una società di servizi, intendendo la nostra società civile è piena di collaborazioni e servizi, basta pagare, basta chiamare un numero di telefono e ti portano tutto a casa, dalle grandi compagnie che vendono di tutto online, anche al cibo che ci portano anche a casa la sera, e quindi arrivato a un certo punto perché non portare anche un po' di cultura a casa di qualcuno, nei salotti delle nostre case, e questa è l'idea principale che è venuta in mente al nostro Valerio Esposti. Esattamente, grazie Fulvio, perché questo titolo, che in effetti sa molto di scrittore a domicilio, ma è così. Come funziona innanzitutto? Non era per sminuire, io dico che anzi è importante il concetto di portare alla cultura, visto che la gente tendenzialmente fa dei passi un po' una certa ritrosia in certe direzioni, se non guardare la televisione, magari anche spettacoli poco edificanti. Insomma, avere a che fare con una persona che ha scritto dei libri, e comunque in ogni caso un tragitto personale con dei racconti importanti da poter riferire, credo che questa sia una cosa molto ma molto importante. Esattamente, in fondo è un ritroviamoci in questa epoca social in cui siamo sempre tutti attaccati con il nostro display, che sia un cellulare o comunque un computer. Mettiamo un attimo da parte, arrivo io a casa vostra a fare cosa? A parlare sostanzialmente di due storie vere che sono raccontate nei 2 libri che ho scritto. Ma perché? Per un motivo semplice. Allora, divulgare, tornare a fare cultura, creare una formula nuova e originale, perché tanta gente va a vedere le presentazioni dei libri, però magari anche un po' intimidita, non fa le domande, non ha voglia di uscire. Adesso siamo in inverno, non ci va per vari motivi. Sempre meno. Allora arrivo io direttamente a domicilio, insomma, ho pensato di invertire l'ordine delle cose, proprio, ripeto, in questa ottica del ritroviamoci. Quindi tu praticamente vieni contattato, hai già questo giro, no, di incontri che ci sono già stati, tu vieni contattati, ti presenti a casa di queste persone che magari hai un gancio, hai una persona magari di riferimento, bene o male, ti ritrovi in questo ambiente con un tot di persone, 8, 10, non so, dipende chiaramente dal salotto di casa, sì. E automaticamente
hai la possibilità di poter esporre tramite un tuo computer cioè corredare, diciamo, il tuo racconto tramite questo ausilio di immagini, di contributi e raccontare le storie dei tuoi libri. In special modo mi sembra anche 2 libri che appunto, se puoi farli vedere, che conosco bene. Qui, certo. Ecco. Entrambi ispirati a storie vere. Quindi la particolarità, Giacobbe Fragomeni, quindi grande pugile fino all'ultimo round, e dall'altra parte Un incontro è per sempre, che quindi è un incontro, tra parentesi, quello L'incontro è per sempre è un libro che va anche in beneficenza nella raccolta, diciamo. Sì, esattamente, è vero. La metà del ricavato delle vendite online e anche cartacee ho deciso di destinarlo a questa associazione che si chiama Kairos, ha sede Vimodrone e si occupa di minori in difficoltà. Quindi, diciamo, leggendo si fa anche del bene, c'è questa particolarità. Beh, insomma, i propositi positivi sono meravigliosi, quindi molto molto bene, tanti auguri per questa nuova attività da parte appunto di Valerio Esposti. Prego, puoi entrare. No, sì, posso entrare. Volevo fare una domanda a Valerio. In quest'ottica tecnologica, quindi i giovani che sono continuamente con questo cellulare in mano, per essere molto pratici, tu che risposte hai visto? Cioè, quando presenti in casa questo libro, ne parli, oppure promuovi questa cultura sportiva, no? Perché alla fine è anche cultura sportiva, no? Qual è stata la risposta dei giovani? Hai trovato difficoltà oppure riesci a trovare ad avere un canale, diciamo, giusto con queste persone, con questi ragazzi? Beh, domanda da €1.000.000 perché... Beh, magari i giovani, magari un po' meno, magari hai già delle serate diciamo di persone che leggono molto, no? Allora, è un pubblico trasversale, è un pubblico misto, che possono essere giovani, meno giovani, adulti, però il concetto alla fine basilare è comune, cioè innanzitutto io dico, guardate, siamo tra di noi, qua tranquilli, in un posto raccolto, diciamo anche c'è empatia. Ecco, o spegniamo i cellulari, esatto, o abbassiamo, sì, che poi appunto è un discorso valido per tutti, no? Ovviamente un po' come stare al cinema, si abbassa, vabbè, insomma, se uno è lì, anche che sia giovane o ha una certa età, alla fine della fiera, se è lì davanti deve ascoltare, no? E per rispondere alla sua domanda, ecco, il momento in cui si fa questa semplice operazione, perché noi siamo abituati a tenere la testa, il capo abbassato, così, il momento in cui, come dire, la mano spegne o porta il cellulare da una parte, ecco, vedi che già l'attenzione ovviamente è rivolta verso di te, e poi lì basta, nel senso che comincia il racconto con l'ausilio di video, con l'ausilio anche di brevissime letture, di 2 storie, ripeto, che sono vere, quindi non c'è nulla di meglio, di cose autentiche. E poi veramente l'incrocio con l'autore che racconta le storie, ma anche vengono in qualche modo declinate o rapportate anche ai momenti che noi viviamo, quindi è anche un discorso per poter esporre dei punti di vista in un momento storico, quindi si mettono diciamo, magari in contatto tante idee, tanti modi di pensare che possono essere quindi propositivi e importanti, quindi direi che quindi è un grandissimo spunto, quindi veramente una bella iniziativa. E poi capisco che tu vai in giro anche per evitare di dover parlare di Milan, però ti ho invitato qui perché parlerai ovviamente di Milan, e allora a questo punto caliamoci, dopo bando alle ciance, basta, ci portiamo verso la cultura calcistica che ci appartiene, no? Ovviamente a Che Calcio Che Fa, e quindi andiamo a vedere innanzitutto la classifica. Classifica: Inter 37, un punticino come diceva Alfredo Lanzoni sulla Juventus, poi c'è un'ottima Lazio a 30, il Cagliari 28 che tiene testa, una Roma che gli è affiancata ma per una differenza di reti è al 5° posto, l'Atalanta che tiene botta comunque in quella posizione molto importante, Napoli che scivola gradatamente, un Parma e un Verona che sono squadre interlocutorie difficili da contrarre, il Torino che è leggermente risalito assieme al Milan che ha 17, poi un Bologna-Fiorentina, con la Fiorentina un po' in caduta libera, Sassuolo in una zona diciamo discretamente tranquilla, ma mica tanto, assieme al Lecce, l'Udinese e la Sampdoria
che ha perso una grandissima occasione di portare 3 punti contro il Cagliari, visto che era andato in vantaggio più volte. Poi il trittico finale, la terna finale, quindi la zona rossa, Genoa al 10, Spal 9, Brescia 7, noi sappiamo che gli ultimi 2 si incontreranno. Poi adesso vediamo le partite, come al solito sono strutturate secondo il mio punto di vista, voglio sapere chiaramente da voi se va bene questo ordine e poi qual è la partita che andreste a vedere al di là dell'appartenenza di tifo. 15ª giornata, Lazio-Juventus e Inter-Roma sono le partite più importanti indubbiamente, poi c'è un trittico con Sassuolo-Cagliari, che c'è il Cagliari, l'Atalanta-Verona, una partita molto difficile questa, Udinese e Napoli, è una partita difficile per il Napoli perché ha dall'altra parte l'Udinese che è una squadra che prende pochissimi gol e il Napoli sappiamo che non è un grandissimo periodo, poi c'è Spal-Brescia di cui dicevamo prima, un Bologna-Milan e un Torino-Fiorentina potrebbero essere 2 partite delle squadre un po' deluse, del Milan, del Torino, ma anche della Fiorentina. Il Bologna sta cercando di risalire, aveva delle aspirazioni differenti rispetto alle altre 3. Poi c'è il Lecce-Genoa e Sampdoria-Parma che sono delle partite delle 2 genovesi che tutto sommato sembrano delle partite un po' da pareggio, insomma, quindi con poco. Allora, domando Alfredo, innanzitutto qual è la partita che andresti a vedere, quella che ti interessa di più? Ma io ti dirò Udinese-Napoli. Perché? Perché ok per l'Udinese perché ci ha già abituato a questi alti e bassi all'inizio di campionato, quindi la conosciamo anche come società, una società solida, prima o poi io spero si riprenderà e continuerà a risalire la classifica. Ma soprattutto per il Napoli, per la situazione del Napoli, perché arriva da un ritiro forzato, da numerose polemiche, dal fatto che metà squadra è con Ancelotti e l'altra metà è un po' ribelle, capitanata appunto da Insigne. Sì. È una situazione molto particolare e siccome lì c'è un allenatore che è considerato uno dei più bravi al mondo, se non il più bravo, e questo è da vedere, è da vedere, è da considerare molto bene. Dopo ne parliamo. Sì, no, infatti vorrei vedere come riuscirà Ancelotti a gestire questa situazione. Questo è. Ok, la tua invece proposta? Inter-Roma. Sì. Perché secondo me, da una parte l'Inter farà di tutto per cercare di confermare la sua posizione in questo momento, il vertice della classifica. Faccio fatica a ammetterlo, a dire questa frase che sto per dire, ma in questo, vedi, non ce la faccio, vedi, è più forte di me. L'Inter in questo momento è una squadra veramente molto molto forte, ce l'ho fatta a dirla. Però è anche vero che la Roma di Fonseca, nonostante delle defezioni, ha ritrovato Dzeko per esempio, quindi come dire, per l'Inter è la ricerca della riconferma, diciamo, del vertice della classifica. Però con la testa ovviamente alla Champions League. Per la Roma è una grandissima sfida, quindi la Roma verrà a Milano carichissima, ritrova appunto Dzeko, quindi insomma punto di diamante dell'attacco. A quel punto secondo me la sfida si preannuncia veramente molto molto carica. Sì, anche perché poi comunque 28 punti, insomma sono a 9 punti dalla prima in classifica che è l'Inter, quindi sappiamo che ancora ci sono tantissime partite, quindi la Roma è una mezza sorpresa perché con un tecnico nuovo indubbiamente, anche l'Inter ha avuto il tecnico nuovo, però sappiamo che la Roma cambia tantissimi giocatori ogni anno, quindi va bene, però a questo punto noi non parliamo né dell'uno né dell'altro, ma parliamo invece della squadra che è scivolata al secondo posto, mi dispiace. Va bene, allora vediamo la slide numero 4, quindi il tema, ecco a voi Juve, ecco a voi il gioco di Sarri, scusate, di Allegri. Questa è una piccola provocazione perché sì, molti dicono che effettivamente non è cambiato nulla rispetto all'anno scorso. Devo dire la verità, il mio leggero pensiero è che tendenzialmente hanno dei grandi giocatori e quindi riescono, diciamo, a risolvere ovviamente la partita con qualche giocata. Devo dire la verità che l'anno scorso Allegri, che è un ottimo tecnico, per far giocare CR7 aveva spostato per esempio un giocatore come Dybala, rendendolo un po' in una posizione differente in campo, ma anche rendendolo un po' un comprimario. Quest'anno sta giocando molto bene, quindi voglio sapere da
filo juventino, posso Sì, dire? sì, no, puoi dire quindi da Alfredo tranquillamente, Lanzoni, tanto lo ecco. sanno tutti, ormai non è che... Allora, a me piace Sarri, ti dirò la verità, perché ho visto io invece alcune differenze di gioco. Innanzitutto ci sono dei fraseggi che vuoi perché hai dei giocatori tecnicamente forti, quindi puoi permetterteli, però dei fraseggi che l'anno scorso non c'erano. Questi 1-2 tra Higuain, Pjanic, oppure dare la palla dentro per Ronaldo, non so se ti ricordi proprio il gol contro l'Inter. No, Non te lo ricordi? No, va bene, È proprio in quell'azione, sì. è un'azione che difficilmente io ho visto l'anno scorso, però è anche vero che in alcune partite, infatti prima ne parlavamo, soprattutto in Champions, queste cose le paghi, perché l'avversario ti studia talmente tanto che fino alla fine riconosce il tuo punto debole Però, e va a ecco, pestarti in un punto giusto questo e ti prendi il gol. gioco comunque è un po' cambiato. Cioè, Secondo me sì, ci sono delle cose che sono diverse. Perché certo, molti juventini non ne No, potevano no, più non dei è 5 vero, anni non è di vero. Allegri e che quindi basta questo gioco, vogliamo no, qualcosa di più. non è vero. Qualche juventino forse se lo ricorderà. Non è che ci sono sempre stati questi fraseggi a destra tra Quadrado e Pjanic, anche se Quadrado è stato Quindi- molto assente l'anno scorso, quindi non è proprio così. Quindi Alcune cose sono è cambiate. la Juve quasi di Sarri. Sentiamo Sì. Valerio riguardo a questo. Ma innanzitutto, allora, il ciclo Allegri era finito. Questo, diciamo, secondo me è una cosa oggettiva, motivo per cui era assolutamente necessario cambiare allenatore. Allora, io faccio una riflessione, non so fino a che punto Sarri sia ancora dentro la mentalità Juventus. Probabilmente c'è ancora una fase di rodaggio necessaria per lui, diciamo. Ora, l'organico, voglio dire, è uno degli organici più forti in assoluto che si possano trovare e vedere in circolazione, quindi dal punto di vista dei giocatori non potrebbe avere di meglio. Si tratta di capire come mai, diciamo, i suoi input e un organico così forte, così variegato, ancora non riescono a dare il massimo, anche perché, voglio dire, c'è sempre la Champions lì, dietro l'angolo, e se anche quest'anno dovesse andare male, insomma... Non è che per caso è legato a alla numero 5, questa tua affermazione? Juventus CR7, operazione riuscita. Non è che per caso tutto questo discorso è legato che bisogna in qualche modo mantenere un equilibrio nei confronti di un grande giocatore che però incomincia ad avere qualche anno in più, insomma, non dico segna il passo, quindi forse anche di atteggiamenti, insomma, veramente troppo da prima donna. è Allora, un'operazione, ecco, da un punto di vista globale, poi vado dallo Juventino Doc, l'operazione globale di Cristiano Ronaldo in questi 2 anni, al di là del fatto che vabbè, la Champions l'anno scorso non è stata centrata, però sono fatte anche delle buone partite, comunque nel caso adesso sono qualificati, è un'operazione valida, tu l'avresti fatto oppure no? sì, sicuramente sì. L'unico, possiamo dire, corollario è appunto campione veramente con la maiuscola, però ogni tanto a queste uscite, questi atteggiamenti, allora si è vista la cerimonia del pallone d'oro, arrivi terzo, non ti presenti alla cerimonia, l'aveva già fatto tra l'altro in un'altra occasione. Scorso. Allora, è un professionista anche in questo caso con la maiuscola, però allora confermo, cioè cerca di confermarlo anche in queste cose, perché sei un esempio per il calcio, sei un professionista, si allena in una maniera metodica, quasi fanatica, ovviamente tra virgolette. Sì, fanatica è vero. Però, Perché... come dire, allora ci devono essere a questo punto anche delle conferme che in questi casi lui non dimostra di dare. Non dimostra. Okay, sul campo sì, sul campo sì. Sentiamo allora, Alfredo se dimostra oppure no e se l'operazione è riuscita. Guarda, allora, per quanto riguarda l'operazione, io è un'operazione che farei altre 1000 volte, perché sono convinto Tanto che... lo paghi tu. Sì, no, lo so, però è anche vero, insomma, è la stessa cosa che ci dicevamo... il bonifico mensile, non lo faccio io, tra l'altro, pesantuccio, ecco. vero. Però è un'operazione che, io l'ho detto già l'altra volta, ha fatto bene a tutto il calcio italiano, non solo alla Juve, perché è un giocatore che comunque arriva in Italia, è un giocatore di un certo livello
e molta gente, molti Aiutato. bambini, tutti i tifosi, Sì. a chi piace il calcio Ovvio. lo va a vedere. Per quanto riguarda i suoi comportamenti sono d'accordo con Valerio, perché a volte è ossessionato, infatti a volte lo chiamo l'alieno, Sì. proprio così, perché è ossessionato da questa forma di allenamento puro. Sì, si allena sempre, anche si allena oltre. sempre la domenica, mette le foto su Instagram, l'abbiamo visto com'è Ronaldo, non è? Adesso ha un calo, cioè lui sta avendo un calo, però Ha un problema fisico anche. ha un problema fisico, però sappiamo bene che lui sa, come dicevi tu giustamente prima, sa centellinare le sue forze, perché adesso lui può fare solo quello, cioè non ti può fare tutte le partite a 100, te ne farà una a 50, la prossima a 100, Sì. la prossima adesso. Io spero che continui così, cioè nelle partite importanti io spero che lui ci sia È stato un sempre. po' richiesto anche questo, in fin dei Sì, conti. esatto. Anche in Champions era capocannoniere con Real Madrid e nelle Champions vinte era capocannoniere, poi in campionato della Champions, il campionato invece non era capocannoniere, era Messi. Esatto, esatto. Per la questione di Dybala io penso che Sarri abbia già risolto tutto questo problema, perché quando l'ha sostituito e Dybala ha segnato, lì si sono capite tante cose, lì si è capito lì è la tutto. bravura del tecnico e anche Lì, la ecco fortuna perché ti del dico che tecnico. Sarri è vero che molte cose non si vedono ancora, perché ha bisogno di tempo anche, che è un gioco difficile pure E quello di voglio Sarri. sapere se ha bisogno di tempo anche la slide successiva, la numero 6. Juventus, emergenza difesa, ha bisogno di tempo perché qua abbiamo un De Ligt che è un giocatore Sì. che sta entrando a poco nelle pieghe con qualche piccolo problema, dall'altra parte è un grosso problema perché il marcatore principe della Juventus è fuori, è fermo ai box, poi ci sono altri giocatori, Bonucci è un facitore di gioco un po' come De Ligt, anche se De Ligt è un po' più marcatore, e poi abbiamo Rugani, Demiral, insomma la difesa ha qualche problemino. Sentiamo Alfredo. Demiral dovrebbe giocare di più secondo me, perché è vero che ha fatto una partita e l'ha sbagliata, però tu non puoi giudicare un giocatore. Questa è una pecca di Sarri, per esempio. Io gli farei fare qualche altra partita, perché come fai? Cioè, non è che tu in Però, una partita giudichi un da una parte giocatore. c'è il capitano Bonucci, Sì, e ma dall'altra parte no, c'è no, De ma Ligt che l'hanno pagato De 80, Ligt a volte paga la giovane età, perché come marcatore in alcune partite ci ha dimostrato di andare su 1, 2, 3 uomini, cioè in continuazione, l'abbiamo visto, li ha tolti i palloni in area di rigore, non è sempre lì. Poi è normale che a 19 anni credi di andare su quella palla tranquillo, in realtà non dovresti andarci tranquillo, molto più deciso, e sbagli, ma questa è una pecca legata all'età, secondo me. E invece domando a Valerio, sempre riguardo appunto la difesa, non è che il fatto che sia un problema minore, nel senso che se tu gestisci il gioco e davanti ti va sempre bene, arrivato a un certo punto il problema della difesa, bene o male, è più che altro di controllo di certe situazioni. Certo che il gol che ho visto fare da Boga, mi sembra, nel Sassuolo, è un gol in cui l'hanno aspettato tutti in aria, fermi, bastato uno scambio veloce, e questo è un po' pericolosetto per un allenatore, vederlo soprattutto. Ma diciamo che potrebbe sembrare una contraddizione, un ossimoro, però l'emergenza in questo caso può diventare un'opportunità. Voglio dire, torniamo al discorso di prima, con una rosa di questo genere, cioè chi è in panchina della Juventus potrebbe stare tranquillamente titolare in una squadra veramente fortissima. Questo cosa vuol dire? Turnover. Perciò, allora, se c'è l'infortunio al Bonucci della situazione, è chiaro che allora rappresenta un'opportunità per chi entra, che deve dare il massimo, deve dare non il 100%, ma il 150%. Questo cosa significa? Tradotto, risultati. Quindi non credo proprio che ci sarà un problema dal punto di vista difensivo, perché vista poi la partita di Sassuolo, quindi studiando quello che è successo, a maggior ragione nella prossima partita inevitabilmente ci sarà una correzione sia in termini di tattica che in termini anche di tecnica. Bene, tu prima mi hai parlato di Cristiano Ronaldo che non è andato a ritirare il premio, ma forse perché questo premio ha sempre creato, diciamo, un po' di sospetti riguardo appunto all'assegnazione. Quindi il numero 7, eccolo qua, Messi, sesto pallone d'oro, ma questo premio, vi domando, è credibile? E quindi domando a te se questa effettivamente è un'affermazione
Io per esempio, valida, perché penso per esempio che arriva ad un certo punto uno che ha vinto 5 palloni d'oro, dovrebbe essere ormai alla carriera, lo assegna a un altro e basta, anche perché poi il calcio va avanti, perché 5 vuol dire un quinquennio oppure 5 spalmati in un decennio e vabbè, capisco che Cristiano Ronaldo e Messi hanno fatto la storia dell'ultimo decennio, però forse il calcio ha bisogno di altre figure, cambiare un po' aria, diciamo, no? E poi evitare anche questa situazione di dover dire guarda che tu sei arrivato secondo, terzo, esatto, e poi non ti presenti, che è una cosa brutta. È un terreno veramente minato, e in questo terreno minato arriva la bomba di Ibrahimovic e Ibra dice sì, allora a un certo punto i palloni d'oro degli ultimi anni sono stati decisi da Perez, che è il presidente del Real Madrid, e non, diciamo, dalle giurie. Allora, ovviamente è una battuta al vetriolo fatta anche da uno che è fortissimo, assolutamente, però il pallone d'oro non l'ha mai vinto, cosa che purtroppo manca, perché effettivamente uno come Ibra se lo sarebbe meritato. Ne parleremo dopo. Ok, perfetto. Mancano tantissime cose. Però un Messi va bene, cioè adesso oggettivamente per quanto CR7 sia stellare, bene, allora Messi lo è di E più. molti dicono ma non ha vinto niente, di qua di là, è sempre il solito discorso. Allora, se lo fai, diciamo, sulla tipologia, è strano questo, perché ci sono dei momenti in cui dicono per la tipologia di giocatore no, lui è il più forte, ma non ha vinto niente. Altre volte dice no, ma ha vinto tutto, e allora qual è la discriminante, diciamo, il criterio di scelta? Sentiamo riguardo a questo. No, io appunto vorrei capire a volte, cioè, qual è il criterio di scelta. Lo diamo a Messi perché è un giocatore fortissimo, perché è un giocatore che palla al piede, parte da centrocampo e arriva in attacco, cosa che magari adesso Ronaldo non fa più, oppure lo diamo a Messi perché la sua squadra ha vinto la Champions League, che poi non c'è stata questa cosa qui. Io penso che il gap sia appunto nel criterio. Io in tanti anni non sono riuscito a capirlo ancora. Cioè, purtroppo dietro ci sono gli sponsor che muovono i giornalisti. Se devo pensare male, allora penso male, ma non sono riuscito a capire qual è. Tutto sommato, Messi per me va benissimo. A chi l'avresti dato quest'anno, togliendo Cristiano Ronaldo, a Van Dijk? Io l'avrei dato a Van Dijk. Van Dijk? Sì. Anche tu, Valerio? C'è ancora Modric che secondo me anche perché poteva essere anche Modric. Sì. È successa una roba del genere tanti anni fa con Summer, non so se ti ricordi, che vinse il pallone d'oro e se per questo ci fu anche un famoso Belanov, esatto, un russo negli anni 80, te tanto no, tu sei 90, quindi 90. Vabbè, andiamo indietro negli anni. Va bene, allora cambiamo, sei contento che cambiamo un po' quest'area che ti soffocava in qualche modo e passiamo invece ai primi della classifica, no? Sì. E quindi va bene, allora vediamo la slide. È un Inter, questo tanto anche per collegarci all'argomento precedente, è un Inter juventinizzata? Lo domando all'esperto, sentiamo Alfredo. Diciamo che Marotta ha fatto tanto, prima di Conte, comunque Marotta ha aiutato tantissimo questa società, secondo me. L'Inter ha preso il top, perché Marotta era il top in quel periodo, e automaticamente c'è stata una gestione diversa. Conte poi è la ciliegina sulla torta. Vabbè, qui è un'opinione personale. Diciamo che è una ciliegia, come si chiama quella? È un'amarena. È una marena gigante, però per me, questa è una mia opinione personale, è il migliore allenatore che c'è in questo momento. Secondo te è il migliore, in assoluto? Secondo me in assoluto. In questo momento magari. Perché dicevo appunto, l'ho detto anche tante altre volte con qualche mio amico interista, che riesce a farti dare il 25% in più ad ogni giocatore. 25? Secondo me sì. Non so se ti ricordi in nazionale Sturaro, che partite Sturaro, faceva Parolo, Sturaro, Cadreva, giocatori che comunque Giaccherini non avevano. Pellè, Zazza. Lui riusciva a fare questo. Non ci dimentichiamo che la Juve ha vinto uno scudetto con Estegarribia, De Ceglie, De Ceglie, questi giocatori che comunque ce lo siamo dimenticati. Appunto. Sentiamo invece, è juventinizzato oppure è, diciamo, una logica di ripartire con un progetto importante, con un direttore sportivo, direttore manager a tutto tondo come appunto Giuseppe Marotta, e un allenatore che vuole avere sotto di sé
il massimo del controllo della squadra, della personalità del giocatore, forse anche troppo. Sì, Conte comunque, dal mio punto di vista, è stato l'acquisto migliore in assoluto che l'Inter ha fatto in questa stagione, assolutamente. Cioè ancora prima dei giocatori, Lautaro piuttosto che Lukaku eccetera, ma Conte sicuramente perché ha carisma, autorevolezza, questo gli consente, sono d'accordo con te, di dare quella percentuale in più che un giocatore altrimenti non riuscirebbe a dare in campo, e invece lui evidentemente in qualche modo ci riesce. Può sembrare simpatico, può stare antipatico eccetera, però effettivamente finora, da quando il campionato è iniziato ad oggi, ha portato risultati incredibili. L'Inter non è più quella degli anni scorsi, che a un certo punto il campionato si perdeva. Poi c'è l'incognita della Champions, vediamo se... Vediamo, però tu dici che è l'acquisto più importante, assolutamente, no? È l'acquisto più convinto, importante, sì. Però vediamo la slide numero 9, l'acquisto più importante, come si parla? L'infermeria Inter, vedete una bella ambulanza, e quindi nuovi acquisti all'orizzonte, perché qua qualche infortunio, ci sono degli infortuni da trauma, quindi lo sappiamo, però qualcun altro invece è un po' legato al fatto che hanno giocato troppo alcuni giocatori, quindi però non credo che sia una colpa indubbiamente di Conte da questo punto di vista. È chiaro che la squadra è un po' ridotta all'osso, quindi a questo punto io direi la slide numero 11, quella successiva, non quella, la 10, la numero 11, eccola qua. Quindi a questo punto, per esempio, vi rimpallo queste ipotesi, anche se poi a gennaio dei giocatori dovrebbero rientrare, però Gabigol a gennaio sì o no, visto quello che ha fatto col Flamengo, con la Coppa vinta del Libertadores, e se è un giocatore che può far in qualche modo comodo, anche essendo già dell'Inter, magari fare un tot di mesi e poi magari rimetterlo, diciamo, sul mercato, al di là del fatto che possa farlo, possa piacere al giocatore oppure no. E poi oltre al fatto che ci sono dei giocatori in rientro, uno di questi è Alexis Sanchez, e poi dovrebbero rientrare comunque sia Barella che Sensi. Ma secondo me Conte non vorrà una roba del genere, perché Conte o Marotta? Perché c'è anche un discorso economico. Sì, ma se soprattutto tu non lo fai più giocare, dopo... Ecco, questa potrebbe essere l'unica arma a doppio taglio, diciamo, però conoscendo Conte, perché è un allenatore che io stimo tantissimo, lui punterà molto sui giovani, quindi Esposito, questi giocatori che seguono anche la sua filosofia. Far arrivare un giocatore a gennaio... Adesso non so in che tipo di preparazione è questo giocatore, perché poi Conte è uno che ti ammazza in allenamento, quindi sia a livello atletico che in tattica, quindi negli tu schemi. Che sei un diplomato, istruttore... abbiamo fatto la stessa università tra l'altro io e Conte. Ti ha fatto, scusa? Abbiamo fatto la stessa università, lui si è diplomato a Foggia. ISEF, sì. Ecco, quindi però non ti sembra, come vedi questo fatto? Diciamo che è un allenatore che spreme troppo i giocatori, poi arrivato a un certo punto non li spreme solo fisicamente, ma soprattutto psicologicamente, trascinandoli in un'idea centrale che tutti devono condividere. È un problema del calcio italiano questo soprattutto. Perché nel calcio italiano abbiamo uno stress psicologico che in molti campionati non c'è. Ne ha di più, però. Lui sì, perché lui però... è preparato per questo. Lui è preparato per questo e in poche settimane riesce a darti una condizione particolare, però esiste solamente il calcio, esiste solamente l'allenamento ed è molto metodico, tra l'altro. Poi lui ha del suo, come diceva giustamente Valerio, ha il carisma, e il carisma, ragazzi, fa tutto, perché quando devi seguire un allenatore di un certo tipo, se lui ti trasmette quel canale, quel tipo di carisma, tu lo segui e riesci a farti tutti gli allenamenti possibili e immaginabili. Quindi il carisma è tutto per quindi Conte. lo seguono, infatti c'è Barella che ha detto che lo seguirebbe nel fuoco, nel fuoco. Quindi, lui riesce a creare questo. Cercherei di sdrammatizzare un attimo, quindi, passiamo invece al parere appunto di Valerio riguardo all'eventuale rientro a casa Inter di Gabigol, che sta facendo molto bene nel campionato in Sud America e in Brasile.
come Alfredo, nel senso l'esito non tornerà, non verrà, ma per un semplice motivo che secondo me, scusa, adesso dove lo mettono? Nel senso, da qui a gennaio c'è ancora tempo per capire, manca un mese, è vero, però per capire come certe situazioni possono rientrare, possono anche risolversi. È una figura che non credo possa dare quella potrebbe cosa essere che far rifiatare manca. ogni tanto Lautaro Martinez, perché è un giocatore di movimento molto veloce anche, forse all'Inter servirebbe di più uno come Giroud che sostituisca indubbiamente Poi, la potenza fisica di Lukaku. siamo sicuri che, come dire, gli standard, i ritmi di allenamento e la qualità dei ritmi di allenamento del Flamengo siano Sì, così in appunto. linea con quelli dell'Inter di adesso. Sono campionati differenti. Ecco, appunto. appunto. Quindi Ecco, il primo che a mio parere dirà di no è Conte. E a quel punto Marotta si sfregherà le mani per dire bene, risparmiamo. Ok, allora la numero 10, velocissimamente prima della pausa, le risposte abbastanza secche riguardo a questo. Numero 10, Inter Champions, se passa, perché ovviamente deve battere un totem come il Barcellona settimana prossima, che tragitto potrebbe avere? Diventerebbe una variabile impazzita, perché è meglio non incontrare una squadra che a quel punto si fortifica passando, superando il passaggio appunto del turno, battendo persino il Barcellona, oppure è ancora presto per dire che l'Inter possa, perché poi ricordiamoci, a gennaio puoi prendere dei giocatori, ti mancano alla fine della fiera 7 partite, quindi andate e ritorno, sono 3 andate e ritorno e una finale secca, quindi Valerio, Se l'Inter... tu che sei uno specialista del Milan con 7 Champions vinte. Infatti di solito non ci occupiamo di squadre minori, quindi... dai, Ma in questo fate le momento non ti battute. conviene molto, perché Esatto. Ma allora, se l'Inter riuscisse a superare il girone, ammesso appunto che questo avvenga, non voglio essere così gufo, però significherebbe mare aperto, e a quel punto l'Inter, per quanto forte in Italia, non è ancora da Champions. Ok. Bene, Quindi- nonostante Conte, sentiamo, nonostante Conte in chiusura di questa prima parte, Conte che calcio che fa? Conte farà di tutto per prendersi tutto, Eh. perché l'abbiamo visto com'è. E questa è però la poi- cosa pericolosa per le lo altre so, squadre, no? È lo questo so. lo voglio Sì, dire. sì, certo, è pericolosissima perché comunque Conte è imprevedibile sotto questo punto di vista. Il problema rimane la rosa, cioè dovrà comprare altri giocatori perché secondo me potrà mirare solamente allo scudetto. Vabbè, Cioè, a questo punto qua io credo che l'Inter sia anche, al limite si adagia su a questa idea, non ha problemi, no? Quindi Sì, vabbè, sì, se no, rimane no. anche solo scudetto vuol dire vabbè, se ne non è faranno una male. ragione, no? E quindi Cioè, va bene. Va bene, siamo arrivati alla prima parte di Che calcio che fa, e quindi ovviamente abbiamo sempre la nostra piccola pausa pubblicitaria e quindi un minuto e ci ritroviamo qui. Che calcio che fa. Eccoci, riprendiamo Che calcio che fa, seconda parte di questa piccolissima breve pausa pubblicitaria. È il momento della nostra piccola collaborazione alla vetrina del Mondadori Bookstore di via Giuseppe Mazzini 48 a Crema. Ricordiamo che appunto per il 15° anno è stata creata questa rassegna Parole e Musica che si articola su dei giovedì di incontri con scrittori ovviamente che passano prima in trasmissione da noi, vengono a salutarci e poi presentano il loro libro. Abbiamo già avuto settimana scorsa per esempio
esempio Luca Serafini con la sua Lady Stalker, e al giovedì alternato invece sono delle serate musicali con il trio Ravasio, ma con altri temi che riguardano non solo la musica classica ma anche il jazz e lo swing. Abbiamo sempre le solite proposte da parte appunto del Mondadori Bookstore. Andiamo con la slide che riguarda appunto i libri. Abbiamo Pier Giorgio Di Freddi, che quindi è un viaggio cioè Pier Giorgio Di Freddi è Il genio delle donne, editore Rizzoli, un viaggio nella scienza al femminile, una sfilata di menti brillantissime che hanno dato tanto all'umanità. Abbiamo Ilaria Capua, Rita Levi Montalcini, ma anche donne del passato, anche di 2-3 secoli fa, che hanno creato veramente delle cose bellissime per il percorso appunto dell'umanità. E l'altro invece che noi andiamo a vedere è Joe Lansdale, che è Elefante a sorpresa, che è un romanzo noir che si basa sulle indagini dei protagonisti Hep e Leonard, in una storia vincente e anche inconsueta, come del resto Lansdale ci è già abituato nei suoi precedenti romanzi. Quindi è un piccolo thriller poliziesco divertente che fa parte anche di una famosissima serie televisiva. Quindi ricordatevi, Mondadori Bookstore, via Giuseppe Mazzini 48 a Crema, e soprattutto la rassegna Parole e Musica che andate a vedere. C'è tutto proprio presso la sede, c'è la locandina che riporta tutti i vari incontri e vari eventi che si svolgeranno, e ci sono dei dépliant, quindi potete andate indubbiamente a ritirarli, quindi vedete qual è l'attività. Bene, a questo punto è il momento diciamo un po' simpatico, spero che comunque tutta la trasmissione sia ovviamente simpatica, però è il momento simpatico che coinvolge la fantasia degli ospiti, e abbiamo il momento del famoso Dream Team. Eccolo qua. Io ogni tanto vi dico agli ospiti chi sono quei giocatori lì. Da sinistra Matteus, sì. Ronaldo, Maradona, Van Basten, Messi, sì, Pelé, Cruyff, Rivera, Ronaldo e sotto Baggio. No, l'altro chi è? Cristiano Ronaldo. E Baggio, sì. Va bene, avete superato, benissimo, molto bene. Allora, il Dream Team, allora partiamo con lo Juventino, vediamo un attimo, perché tu mi hai già detto dei nomi che vabbè, Che ti stupirai, visto mi stupirà che... perché tu sei legato al calcio degli anni 90. Esatto, Vediamo. allora, dai. Peruzzi, Benarri... Allora, io ho fatto per ruolo, un modulo 4-3-3. 4-3-3, proprio quindi, moderno. Sì, infatti Peruzzi, Benarrivo, Cannavaro, Juvenco... Aspetta, Peruzzi quindi in porta. Peruzzi in porta, Poi, terzino destro, Benarrivo, centrale, Cannavaro, altro centrale di sinistra, Jürgen Kohler, non so se ti ricordi. Era lo stopper alto, esatto, tedesco. Una specie di Chiellini che stava attaccato all'uomo, e a sinistra? Maldini, ok. Centrocampo a 3, quindi Paolo Sosa, Giovanni Stroppa, perché... Tu mi hai chiesto una formazione che mi ha emozionato. Stroppa ti ha emozionato? Tantissimo. Le cose che ha fatto a Foggia Stroppa... Ah, giusto! Siamo con Zemallandia. Se parliamo di emozioni... No, dopo. Ah, dopo. Sì. Poi Baggio, e poi... Quindi tre sono Sosa, Stroppa e Baggio l'ho messo un po' più avanti, quindi l'ho messo al centrocampo. E poi tre davanti. Ecco, a destra Rambaudi, sì. Non so se te lo ricordi. Me lo ricordo bene, questo mi ha abbastanza scioccato. Esatto. Poi Messi e Ronaldo, il fenomeno, per la gioia degli interisti. Ecco, hanno messo Ronaldo Cristiano. La descrizione ormai è diventata di moda, l'ha detto anche Marco Materazzi l'altro giorno. Vabbè, insomma, ci sono delle battute, l'ha detto Ibrahimovic, vabbè, insomma, si scherza anche da questo punto di vista. Vediamo se la scelta mi sconvolge come mi ha sconvolto Alfredo Lanzone, quella di Valerio Esposti. Beh, tra i pali Buffon. Sì. E anch'io un 4-3-3 con, questo, la difesa è ovviamente il Milan dei tempi d'oro, quindi due esterni, Maldini e Vani, e al centro Baresi e Costa Curta. Ah, quindi Maldini, no scusi, tu hai detto gli esterni, quindi hai messo Ivani a sinistra? Sì. E Maldini a destra? No. Quindi l'hai portato nel ruolo iniziale, perché Maldini era un destro orso. I due centrali? Baresi e Costa Curta. Ovviamente, ok. Poi? Ecco il centrocampo, io immagino nel mio Dream Team Cannavaro e Modric, e al centro Tonali Sandro, che sarà... Cioè tu metti Cannavaro a centrocampo?
sì, leggermente diciamo Beh, molto difensiva, Sì. quindi è strano, di solito è il contrario. che Lo succede. so, però in Ok. questa mia impostazione... Beh, fai avanzare o Costa Curta o Baresi ogni tanto, dai. Esattamente. Lo stesso Evani anche. Sì, è un 4-3-3 un po' ibrido. Ecco, dicevo, Tonali al centro, secondo me Sandro Tonali sarà la rivelazione degli europei del prossimo anno, anche perché sta facendo benissimo al Brescia, purtroppo la sua squadra è in fondo alla classifica, ma sicuramente non... Quindi allora scusa, il centrale Sì. Cannavaro, ripetimi, Cannavaro. Cannavaro, Tonali, Modric. Modric, ok, 3. E questo asse di attaccanti composto da Messi, Maradona e Van Basten proprio come punta, diciamo, estrema. Di Quindi riferimento. Messi e Maradona leggermente Arretrati, beh, direi che rispetto a non Van è Basten. male, un bel po' Torre e punta. Manca un certo Massaro che poi creava i varchi insomma. per Van Basten, perché ci sono sempre io li chiamo i peones, quelli che sono i faticatori che chiaramente fanno la fortuna dei grandi campioni. Va bene, chiudiamo Dream Team, ricordiamo che sulla pagina di Che Calcio Che Fa e anche i vari social c'è il computo e la classifica che dobbiamo aggiornare a breve, comunque con tutti i fogli dei nostri amici che sono intervenuti a Che Calcio Che Fa con il loro Dream Team più o meno visionari. Va bene, andiamo avanti, adesso entriamo, abbiamo parlato un po' di Milan, ovviamente entriamo con questa slide che ovviamente ci entra nel mondo rossonero. A Pioli può servire questo Ibrahimovic, perché ancora non si è sciolta la situazione, però ci sono tanti campanelli d'allarme, parrebbe essere una questione solo legata alla vil pecunia. Quindi sentiamo Valerio Esposti, che è un milanista, innanzitutto cosa pensa riguardo a questo. Io me l'aspettavo questa domanda, dall'inizio della trasmissione me l'aspettavo. Insomma, il domandone. Io dico di sì per cioè, due può motivi. servire, ecco, in questo momento. Sì, può servire. Allora, non tanto ovviamente per la freschezza, perché chiaramente Ibrahimovic non ha l'età, diciamo, che si addice a una punta, un centravanti in questo momento, però ecco, dal punto di vista morale, dal punto di vista dello stimolo di tutta la squadra, che non ce n'è, in questo momento il Milan non ha un leader, e Ibrahimovic, con tutti i suoi difetti caratteriali, anche qui momenti esagerati, che può avere uno come lui, un campione come lui, però serve Ibrahimovic, proprio dal punto di vista della leadership della squadra. E sì, c'è questo aspetto economico, sinceramente non... Che può essere facilmente aggirabile, relativo, no, da questo punto di vista. E Pioli, che, lasciatemelo dire, finalmente il Milan ha un allenatore, Pioli è una gatta da pelare, inserirlo già ha fatto un po' di chiarezza, no? Perché c'era molta confusione con Giampaolo. È una gatta un po' da pelare ulteriore, doverlo inserire oppure no? Perché è un campione, dovrebbe già navigare già da solo in un scacchiere. Esatto, sta impostando. Dovesse entrare nella rosa Ibrahimovic, a questo punto uno si fa spazio da solo perché non ha bisogno di chiedere il permesso a nessuno. In secondo luogo è la squadra di Pioli, e Pioli stesso, è brutto dirlo, però si adeguerebbe alla figura in questo momento, perché, ripeto, se il Milan vuole arrivare a fine campionato in una posizione di classifica tale per cui l'anno prossimo finalmente si possono fare certi discorsi, allora va ricalibrato. Tu pensi che riesca ad entrare tutto. ancora alle 4? No. Vabbè, Non lo quando so. si è tifosi è così, abbiamo capito. Non sono molto attendibile. Io vedo che gli altri, insomma, le squadre che sono davanti sono molto motivate. No, siamo molto lontani anche. Se riesci tra le prime 7 già un'Europa League potrebbe essere più plausibile. Sì. Sentiamo appunto Alfredo, sei d'accordo? Sì, io sono d'accordo, anche perché se ragioniamo come Amarcord, quindi il fatto che arriva questo vecchio leader che tutti i tifosi vogliono, che è stato un grande ma giocatore. questo potrebbe essere un problema, perché è arrivato a un certo punto il tifoso è già stanco degli ultimi anni. Esatto, se dopo abbiamo anche una Amarcord in senso negativo. Però magari Ibrahimovic è un giocatore abbastanza diverso, un giocatore che nel calcio italiano ha già dimostrato di essere molto forte, e nel caso del Milan potrebbe essere aiutato molto da Leao. Quindi le incursioni di Leao e i suoi cross al centro per Ibrahimovic potrebbero diventare letali
Io questo dico. A questo punto Ibrahimovic potrà servirti come ultima punta, che è un po' uno dei tanti problemi del Milan di adesso. Io poi, vabbè, sicuramente ci sarà un problema economico, però io penso che dove c'è voglia ci sia Io possibilità di... Non sono molto d'accordo con quello che stai dicendo, No. nel discorso di metterlo come ultima punta, perché Ibrahimovic già quando era al Milan giocava leggermente dietro e faceva segnare gli altri. Quindi è un giocatore che... Però adesso non ha più l'età di prima, quindi... Però lui già tendenzialmente arretra, quindi sta diventando quasi una mezzala, quindi deve far segnare gli altri che si inseriscono, tant'è vero che il Milan è pieno di giocatori che effettivamente si possono inserire, come Cialanoglu per esempio, Paquetá, no. lo stesso Castillejo, ma Buonaventura, infatti, io perciò dicevo... Leao, e più che altro il problema di Piontek. Suso, Anche Suso, certo. Dove lo mettiamo Suso? Quindi io dico io sfruttarlo credo... per quello, cioè sfruttarlo proprio per quella caratteristica, visto che tanto Perché è un lui giocatore che- secondo me non ha la capacità podistica di poter reggere tantissimo, allora, Non più. però ha la Non capacità più. di gestire un pallone e di saperlo dare bene. Da quel punto di vista lì, più Piontek, Sì. uno che però- corre, Esatto. un pendolino, però allora- Anche perché poi magari Piontek con qualche palla data giusta nel breve e non solo i cross dalle fasce, forse riesce anche a segnare un po' più facilmente. sempre che torni tra noi, insomma. dipende dove lo metterà. Cioè, Effettivamente, se arriverà effettivamente. dipenderà da Pioli, sarà difficile comunque. Ecco, c'è una partita del Milan contro il Bologna. Come la vedete questa partita? Ma allora, Bologna o cerchiamo- ha battuto il Napoli, Sì, ha sì, fatto una Bologna buona prestazione, anche vive una situazione un po' psicologicamente particolare anche con Mihajlovic e quindi non è facile gestire una squadra. no, però in questa psicologicamente è una squadra che comunque sta bene, non sta male. Il Milan ha questa voglia, appunto, come dicevo prima, di rivalsa, quindi dovrà fare di tutto per cercare di portarsi a casa questa vittoria. Io penso che Pioli continuerà a giocare sempre allo stesso modo, quindi avrà sempre questa possibilità di far uscire prima o poi Piontek, perché è Piontek che Beh, lo sta allenando molto manca il bene, Milan. no Valerio? Credo gli sta io facendo degli credo- allenamenti proprio specifici e poi Esatto, molto i giocatori sì, ha stanno bisogno. tirando tantissimo in porta anche da Dalla distanze distanza. siderali, perché credo, adesso non mi ricordo più, il Milan credo che abbia il 15° attacco, quindi è impossibile che uno possa avere il 15° attacco, meno di un gol a partita. Però nonostante questa premessa, giustamente statistica che dici tu, che ricordi tu, il Milan riuscirà a espugnare Bologna, cioè non lo dico da tifoso, ma lo sostengo perché l'ambiente ha assolutamente bisogno di questi 3 punti e poi ci avviciniamo alla fine dell'anno, insomma un Milan che resta nell'altra colonna della classifica non si può vedere, quindi c'è questa fame, questa Vabbè. necessità di punti che Ecco, noto la arriveranno. discrepanza tra i tuoi ragionamenti, non può stare nella classifica a parte di destra, però tu già la ipotizzi tra le prime 4, quindi vabbè, insomma, No, il non sono tifo... così ottimista, dai. Va bene, vabbè, tutto, guarda, un Tutto filotto, può quanti succedere, punti sono? ormai non è- Sono troppi, c'è sono 17 troppi punti, insomma. da- La Juve ne ha 37, veramente. È un po' difficile, no? Indubbiamente per arrivare a... sono 11 punti alla quarta, 11 punti alla quarta. Se uno fa un trend di 10 partite positive ci arriva, come per esempio l'Atalanta cos'è stato l'anno scorso, no? Che era Atalanta, partita certo, male, però, poi ha fatto un trend pazzesco e è arrivata terza. Andiamo avanti con il nostro percorso di Che calcio che fa. La slide successiva riguarda invece, prendendo spunto dal libro di Gabriel Garcia Marquez, Cronaca di una morte annunciata. Qua sembra cronaca di una morte non annunciata, perché nessuno di noi avrebbe mai pensato a un Napoli così dimesso, con delle problematiche che sono venute fuori in quest'ultimo periodo, con una squadra che si ribella ai ritiri, un allenatore che viene messo in discussione, un presidente che impone certe cose, quindi io a questo punto non capisco più niente, devo dire la verità, e quindi mi rivolgo ai miei ospiti che devono essere delucidativi e dire qual è chiaramente il responsabile di tutto ciò. Sentiamo. Ma allora, secondo me hanno investito troppo su Insigne, perché ok, gli hanno fatto diventare capitano, però non è una persona che trascina la squadra Insigne.
tant'è vero che ho letto anche sulla Gazzetta in questi giorni che durante le riunioni negli spogliatoi alla fine il capitano parla, dovrebbero stare tutti zitti o comunque contraddirlo in un certo modo. In realtà leggevo che Mertens diceva una cosa, Callejon gli rispondeva male, quindi non c'è una vera e propria disciplina. In questo caso l'allenatore ha fatto il possibile, perché perché adesso sono in ritiro loro, adesso sono in ritiro, esatto. Perché l'ha voluto l'allenatore. L'ha voluto l'allenatore, esatto. Quindi forse ha mandato anche un segnale a De Laurentiis come per dire io posso fare fino a un certo punto. Certo. Se non ci sei riuscito tu come presidente, che hai voluto in ritiro in un momento sbagliato, adesso è scoppiato veramente, è scoppiato la pentola e quindi è diventato un problema. Sentiamo Valerio riguardo Ma anch'io sono destabilizzato da questo Napoli, nel senso che a inizio campionato poteva essere... Era l'anti-Juve, sì, infatti. Sì. Con l'Inter su eventuale sorpresa. Tra l'altro, giustamente come dice lui, Ancelotti, voglio dire, è uno dei migliori allenatori al mondo. Ma sai che molti lo stanno chiacchierando perché c'è il figlio, stanno mettendo in discussione. Il figlio come secondo, credo, insomma comunque come tattico, e credo che poi sia un po' delle scusanti, esatto, insomma, quindi molti dicono che non ha più tanto la voglia, ha perso qualcosa. È ovvio che quando le cose vanno così male, come dire, tirano in ballo anche il figlio di Ancelotti, però francamente c'è un cortocircuito proprio nella... Partita difficile Udinese-Napoli, è una partita difficile. È difficile. Napoli rischia, tra l'altro, se dovesse perdere veramente, allora sì. Pensa che se dovesse perdere e il Milan dovesse vincere a Bologna sareste tutti a 20 punti, l'avresti mai pensato? No. Infatti. Ecco perché ti dico che tutto può succedere. Appunto, si fa in fretta ad arrivare giù. Va bene, vediamo invece... È un collegamento della prima parte in cui abbiamo parlato di Juventus, però dall'altra parte della partita, dove abbiamo un Lazio-Juventus, e io dico che questo è un giocatore di cui si discute poco, se ne parla poco. Ciro Immobile, però per me è Ciro immenso, perché lui sta sorreggendo con la mano sinistra la scarpa d'oro. In questo momento è primo in classifica, nella classifica appunto poi ha un computo un po' particolare della scarpa d'oro con dei coefficienti tutti loro, però non è la prima volta, credo sia la terza o la quarta volta che è tra i primi 5 e concorre. Mi ricordo che nell'anno, cos'era, 2 anni fa, quando vinse l'ultima classifica dei marcatori assieme a Icardi, era fino all'ultimo contendeva a Messi e Cristiano Ronaldo. Quindi insomma è un giocatore di cui si parla veramente molto poco, forse non è spettacolare, oppure fa parlare meno di sé, comunque i suoi gol li fa sempre, e non è solo quello, ma anche il modulo, diciamo, di gioco che in qualche modo lo mette nelle migliori condizioni per poter segnare. Il tuo parere? Forse perché gioca nella Lazio, quindi comunque... ma questa Lazio qua ha 30 punti e a 8 e 7 punti dall'Inter e dalla Juve. Se giocasse in una squadra come la Juve, il Milan e l'Inter, se ne parlerebbe di più, perché poi è così, questo è il suo problema. Lui mi ricorda molto Beppe Signori, è molto simile. Anche lui vinceva Signori forse era un po' più tecnico, era un po' più tecnico, però, anche lui vinceva sempre la scarpa d'oro, però non è... sei proprio anni 90 tu, Sì, io sono anni 90 pure. No, però lì sta facendo un gran lavoro Inzaghi. Inzaghi per me è un allenatore che è in costante crescita. Qualsiasi squadra gli dai riesce a fartela giocare bene, qualsiasi giocatore vende a centrocampo riesce a rimpiazzartene un altro che ha più o meno lo stesso ruolo e riesce a costruire il gioco lo stesso. Lazio-Juventus naturalmente è una partita difficile anche per la Juve, non è, però ti dirò, la Juve doveva vincere per forza. Non esistono mezze stagioni. Me lo dicono anche quelli della Lazio, però. Lo so, però per Sarri questa è un sai che se importante. vince vai a 33 a 4 punti dalla Juve, quindi appunto attenzione che è una partita non per niente facile. Per questo dico che questo è un turno meraviglioso di tutte le partite. Difficile. Valerio, Immobile e poi la Lazio. Immobile, se riuscirà ad avere questa continuità, veramente a questo punto fine campionato per gli europei. Promette, anche gli europei esattamente, promette scintille. Ecco, però con questa premessa, cioè siamo a dicembre, mancano sostanzialmente 6 mesi, 5 mesi, c'è la fine del campionato, poi gli europei, una pressione psicologica come dicevi tu, ma anche fisica, perché ormai il numero di partite
a settimana tra coppe, Coppa Italia, campionato, poi c'è la nazionale, amichevoli, insomma è veramente pesante. Certo, è in questo momento d'oro e lui mi ha anticipato perché la sintonia tra Ciro Immobile e Inzaghi funziona molto, Sì, molto poi bene. ha una Un squadra. Inzaghi che tra l'altro dura, perché Sì, perché sta durando come... lui deve in qualche modo mediare tra mettere in campo una squadra importante e la vendita di qualche giocatore da parte di Lotito e l'acquisto relativo di giovani che deve far crescere e far cassa dopo successivamente alla squadra di Lotito, e comunque adesso è terza, quindi insomma bisogna fare attenzione. Poi è molto divertente la Lazio. Parlavamo di Immobile, molti negli anni dicevano però Balotelli è il più grande giocatore italiano, vuoi mettere con Balotelli? Io ti domando, Balotelli è una scommessa persa? Alfredo? Allora, Balotelli è una scommessa persa, sì, perché purtroppo lui fisicamente è fortissimo, ha un dono di natura proprio. Lui ha un fisico ottimo per il calcio, sempre ha fatto apposta per giocare a calcio Balotelli, però come al solito la testa non E l'allenamento, aiuta. mi piacerebbe vedere Balotelli allenato da Conte. Da Conte, esatto. Sì, voglio vedere cosa viene fuori, perché tu dici che fisicamente è fortissimo, Sì, però sì, penso si è appesantito, e quindi se tu non ti alleni, dopo la fine della tua brillantezza, le tue giocate vengono un po' meno. Sentiamo Valerio. Io invece sono ottimista, allora, questo per Balotelli è l'ultimo treno. Passato questo treno, Però addio. l'abbiamo detto già, Manchester City, Milan, Sì, però Nizza, allora Marsiglia. teniamo conto dell'età, primo. Secondo, la nazionale, perché ci sono gli europei, quindi se dovesse ciccare, fallire ancora queste partite, ciao nazionale. Gioca in un Brescia che purtroppo in questo momento è fanalino di coda, ma non chiaramente per colpa di Balotelli che è entrato nella quinta giornata. Tu parli di nazionale, scusa, entriamo un attimo, quelli sono gli attaccanti. Allora abbiamo Belotti, Immobile, Chiesa, però volendo Bernardeschi. Poi chi abbiamo ancora? No, di punta queste qui sono, diciamo... Non c'è un altro Insigne. Ma Insigne dipende sempre... Tenete conto di una cosa, Mancini, almeno stando alle ultime dichiarazioni che aveva fatto recentemente, tiene sempre quella porticina aperta, proprio per Balotelli, come dire... Sì, perché... Guarda che... io posso anche aspettarti, però datti una mossa, perché effettivamente... se perdi sto giro basta. Bisogna vedere se non è uno sprone per tutti gli altri. Perché Mancini è sempre stato situazione transitiva. Mancini è sempre stato un po' il guru di Balotelli, no? Si capisce un po' come Fascetti con Cassano, non so se ti ricordi. È così, è un padre attivo, diciamo. Va bene, andiamo invece parlando di quel trittico in cui avevo accennato con la slide numero 19, dove ci sono le sorprese della Serie A. Queste per me sono le sorprese perché diciamo che c'è un'identificazione di alcuni giocatori o allenatori. Abbiamo a sinistra Raja Nainggolan del Cagliari, che sta facendo il Cagliari molto bene, e Nainggolan è entrato benissimo nelle pieghe del gioco, è diventato il leader. Abbiamo Muriel, che è un giocatore che segna gol importanti, adesso è un po' fermo per un infortunio, però è sempre di un'Atalanta molto spavalda, che segna, che cerca di imporre il proprio gioco. Poi abbiamo Juric, che è l'allenatore del Verona, che non prende gol, una squadra ostica, e infatti è a centro, oltre nella parte di sinistra della classifica. E poi abbiamo Fabio Liberani con un progetto con il suo Lecce molto importante dal punto di vista proprio anche societario, ed è una squadra che cerca sempre di condurre un buonissimo gioco e tramite il gioco cercare di raggiungere il risultato. È un discorso non semplice nella parte bassa della classifica. C'è stato qualche esempio negli anni passati, Oddo col Pescara, adesso mi sfuggono un po' il Carpi, però dopo alla fine contano i punti, gli scontri diretti. Qual è il vostro pensiero riguardo a queste 4 sorprese, chiamiamole così? Allora, Nainggolan sta vivendo una seconda vita, secondo me, perché sta giocando e sta strascinando il Cagliari in maniera inesorabile.
o ha deciso di allenarsi solamente e quindi dedicarsi solamente al calcio. Lui ha detto che è stata ottima la preparazione avuta nell'Inter prima di essere prestato al Esatto. Cagliari con Conte. Appunto. Ecco. Juric è un ottimo tattico. Stiamo scoprendo un Verona che si chiude benissimo in Di difesa. questi quattro che ti ha colpito di più? Ma per me Liverani, ma non perché logicamente sono pugliese, ma perché Liverani riesce a imporre un gioco dove però devi fare il risultato. Quindi è molto difficile, le due cose non vanno a braccetto a volte, quindi soprattutto quando ti devi salvare. Sì, poi devi avere una società che ti consente anche questo. Esatto, invece lì vedo che lui lavora tranquillamente, il Lecce fa un buon possesso palla, l'abbiamo visto anche contro la Juve, quindi riesce a lavorare tranquillamente e io spero che continui così, perché è una bella cosa, diciamo, vedere una squadra di fine classifica Che cerca, anche perché poi insomma potenzialità sono un po' imporre quelle il che gioco, sono. è difficile. Tra queste quattro squadre, qual è quella che ti ha colpito di più? Poi guardiamo anche un po' le partite. Il Cagliari appunto in Nainggolan, che tra l'altro è una Sassuolo-Cagliari, rivelazione. partita che c'è, Sassuolo-Cagliari. Tra parentesi c'è anche lo scontro Atalanta-Verona, molto bella come partita, e un Lecce-Genoa. Atalanta-Verona secondo me è la più bella in assoluto, più bella dal punto di vista agonistico e con un punto di domanda gigantesco sul risultato. Su Nainggolan ci torno volentieri perché io sinceramente adesso sono milanista, va bene, ok, però quando lo vedevo all'Inter in quelle condizioni, parlo dal punto di vista non agonistiche, insomma, dispiace veramente, dispiace tantissimo. Speriamo che non sia una meteora questa metamorfosi. No, perché il giocatore c'è anche l'anno scorso, è stato infortunato all'inizio, poi probabilmente aveva una condotta non era ottimale, ma quando è entrato verso la fine del campionato si è visto il giocatore comunque anche per scampoli di partita lui sapeva cosa fare, quindi il giocatore c'è, è chiaro che deve avere, certo l'esperienza sa stare in campo. Passiamo alla slide numero 20 e qua abbiamo un Torino-Fiorentina. Dove il Torino ha 17 punti, la Fiorentina ne ha 16 e quindi Torino-Fiorentina è il derby delle deluse, perché da una parte c'è il Toro che è partito con il ripescaggio per l'Europa League, che arrivò ottavo l'anno scorso. Sì. E dall'altra parte c'è una Fiorentina che sembrava all'inizio, mi ricordo anche il pareggio in casa con la Juventus, potesse in qualche modo garantire un percorso migliore. Adesso c'è stato qualche risultato negativo e soprattutto c'è poca chiarezza nei ruoli. E si può dire che è un derby delle deluse oppure vabbè è questa la fascia che compete a queste due squadre? No, secondo me possono dare di più, però al momento sono d'accordo sul derby delle deluse perché soprattutto dalla Fiorentina io mi aspettavo qualcosa in più. Chiesa per me è uno dei tesori italiani, dei giocatori più forti che c'è sul campionato italiano, ma secondo me anche a livello europeo. Ci sarà un bel da fare anche per il Torino, perché il Torino con Belotti dovrà dimostrare prima o poi di salire quella parte della classifica e non rimanere solamente nell'altra parte della il Toro è un po' altalenante. È molto difficile, sì, è molto altalenante, è un alti e bassi continuo, anche se l'anno scorso ci ha dimostrato di arrivare in posizioni importanti. Io penso che le due squadre possano dare di più. Adesso vediamo come continuerà il campionato. Valerio? Sì, più che il derby delle deluse, il derby delle due chimere, perché è vero. Allora, Belotti da solo non può fare il Torino. Idem Chiesa con la Fiorentina. Sono lì che è una situazione stagnante, cercano di uscire tutte e due le squadre da un contesto che non è sicuramente entusiasmante, quindi può essere da un certo punto di vista che questa partita sia la svolta per una delle due, perché per la Fiorentina può essere pericolosa per certo, Montella. Certo, infatti. Allora non finirà in pareggio secondo me, perché tutte e due vanno lì con una voglia, una fame di gol assoluta. Come dici tu, se la Fiorentina dovesse perdere, credo che a questo punto la panchina di Montella, più che traballante, ormai diventerebbe... Prima mi parlavi del Brescia, di Tonali, c'è una partita Spal-Brescia che è appunto ironia della sorte in questo computo di partite molto ma molto interessanti
pone appunto di fronte appunto la Spal con 9 punti e il Brescia con 7. È una partita che può risolversi con un pareggio interlocutore, quindi rimandano alla volta successiva, oppure il Brescia deve tentare di andare a fare un risultato, perché magari anche serve per il morale. Vai a fare 10 punti, vai a 10 punti, lasci la Spal dietro. La seconda che hai detto, come si direbbe, nel senso che allora un pareggio, un pari in questo momento a chi farebbe comodo di tutte e due? Nessuna delle due, oggettivamente. E il Brescia è in una situazione assolutamente preoccupante, in questo momento è condannata alla B, quindi se veramente riesce a dare quel colpo di reni, e vediamo Balotelli, Per me il Brescia, guarda, non voglio essere pessimista, ma non è squadra da Serie A. Non è squadra da Serie A. A parte Tonali e qualche altro, ma non è una squadra che non mi ha mai esaltato più di tanto. Sì, per il Brescia sì. Perché la Spal tutto sommato ha abbastanza un suo modulo di gioco. Ha un suo modulo, ha anche una certa pensione alla tattica diversa, quindi già conosce molto, molto bene la Serie A. Ha già capito quali sono le giornate dove bisogna spingere di più e spingere meno magari. Però il Brescia magari mi sbaglierò, mi dispiace per i tifosi bresciani, ma non vedo una squadra della Serie A. Vabbè, quindi insomma l'hai toccata piano, diciamo. Piano, come si dice. Poi magari si salverà, appunto, quindi voglio sapere come invece tocchi bene, tocchi bene velocissimamente le due squadre di Genova che sono in fondo alla classifica. Abbiamo un Lecce-Genoa e un Sampdoria-Parma. Lecce 14 punti, Genoa 10, Sampdoria 12 punti e Parma 18. Un pensiero velocissimo, che siamo proprio in chiusura, mancano pochissimi minuti, il vostro pensiero a riguardo e poi siamo in La Sampdoria ci ha già dimostrato che in situazioni pericolose potrà salvarsi, quindi riesce a giocare anche quando magari ha già toccato il fondo, quindi ci ha già dimostrato di rivivere appunto. Si è sbloccato Quagliarella, quindi è già una gran cosa. Il Parma lo stesso, è una squadra Quagliarella è arrivato terzo l'anno scorso nella classifica della Scarpa d'Oro. Appunto, ha l'età che ha, sì, quindi non è... il Parma lavora parecchio pure, è una bella difesa. E riesce anche come la Sampdoria in situazioni difficili a riprendersi. Il Lecce è una sorpresa, io spero che potrà sempre imporre il suo gioco, perché è molto difficile, adesso siamo ancora nemmeno a metà campionato, quindi comunque questa cosa la puoi fare, quando poi rientreranno le preparazioni atletiche. L'unico problema è che il Lecce soffre un po' in casa, pure in casa sì. Gioca un po' meglio. Sentiamo Valerio in chiusura sulle due genovesi. Le due genovesi, infatti. La Samp dovrà affrontare un Parma che arriva da una sconfitta pesante comunque, perché se anche era 1-0 però è una sconfitta che pesa, quindi dovrà affrontare una partita molto molto difficile. Il Genoa invece lo vedo più favorito e credo una vittoria, sinceramente. Vabbè, insomma, anche perché poi diamo un po' di sale, perché se incominciamo veramente a staccarsi anche in fondo alla classifica, dopo rimane il fanalino di coda e dopo anche tutti gli altri incontri a ridosso, diciamo, della zona retrocessione incominciano a non avere neanche più tanto interesse. Questo per cercare, insomma, di dare più interesse fino in fondo al campionato. Come c'è un ammazzacampionati, ci può essere al contrario una che proprio si lascia andare, ed è la cosa peggiore che ci possa essere, mentre invece la cosa migliore che si può fare qui a Che Calcio Che Fa è quella di dedicarci un attimo alla beneficenza, e andiamo con la nostra solita slide, perché Che Calcio Che Fa si unisce alla campagna Conosci Frederick per la ricerca e la cura della tassia di Frederick, www.per-emma.it. ogni giorno per Emma, onlus, gente che conosco bravissima, che sta cercando di spostare tutta l'attenzione per questa malattia rara. Ovviamente io vi dico che l'unica cosa da fare è quella di sostenere economicamente, e quindi vi dico ogni volta l'Iban IT 63 Q di quadro 030 6909 6061 00 00 0133 443. Conosci Frederick ogni giorno per Emma. E poi siamo arrivati alla fine appunto della trasmissione. I nostri appuntamenti: venerdì
sempre in TV a Lombardia TV sabato alle ore 21, sabato alle ore 18 c'è la replica, ricordatevi quindi domani, in radio lunedì alle ore 17 su civilmusicradio.it e ovviamente sul web con checalciochefa.com. Siamo arrivati alla fine della trasmissione, vi ringrazio, è stata divertente, spero che vi siate divertiti anche voi e spero che si siano divertiti anche i miei ospiti. Ovviamente incomincio a salutare ovviamente Alfredo Lanzone. Ciao a tutti, buon campionato. Buon campionato, grazie anche a te, auguri per il tuo bambino. Grazie. E saluti anche ovviamente allo scrittore che entra nello salotto delle nostre case, ovvero sia Valerio Esposti. Un caro saluto a tutti, grazie Fulvio per l'ospitalità, buona visione, buon campionato. Va bene, grazie, siamo arrivati alla fine, ci vediamo settimana prossima, Che calcio che fa, ci sarà la 7ª puntata, nuovi ospiti, nuovi temi e indubbiamente tanto calcio. Ciao!